Può un cantiere tenere in ostaggio un quartiere intero? A Vittorio Veneto pare proprio di sì, almeno per quello di Piazza Meschio, che dal 2009, ovvero da 8 anni, è in queste condizioni. Anche per tutti i negozi che può essere qua. Si sentono tante voci che la piazza doveva essere finita già a novembre, invece siamo ancora qua in condizioni pietose per un paese come Vittorio, perché è una, penso, tra le migliori piazze di Vittorio Veneto e non è giusto neanche vederla così, insomma. Siamo in tanti che abbiamo bisogno di lavorare, ecco, voglio dire, è importante. Il sindaco Roberto Tonon si era impegnato nei suoi primi 100 giorni da primo cittadino, qualora eletto, di risolvere la questione. Di giorni nel frattempo ne sono passati quasi 1000 e la situazione non è per niente cambiata, almeno fino ad oggi, quando dal comune è partita una raccomandata alla Zurich Assicurazioni perché finisca il parcheggio interrato, le opere complementari concordate e soprattutto riapre la piazza. Dopo aver votato un anno fa in Consiglio l'accordo con l'assicurazione e l'impresa, guidati dal CTU, ritengo sia ora ormai passata per passare all'azione, nel senso che se chi di dovere, cioè l'assicurazione, non mette mano al cantiere, dovremo procedere per altre vie, anche tramite vie legali se necessario. Non credo che potrò aspettare ancora più di qualche giorno in attesa. Sindaco talmente determinato da fare una promessa chiara ai cittadini. Entro il 2018 spero proprio che finalmente Piazza Meschio torni ai mescolini e ai vittoriesi.